La Sassari Calcio Latte Dolce è legata a filo doppio. La persona che adesso andiamo a presentarvi, Gianni Sanna, ex presidente degli albori di questa società e oggi vicepresidente. In un campionato di quarta serie andiamo ad affrontare con lo spirito e il piglio di una squadra che ormai conosce il suo valore. Beh, dopo 4 anni che facciamo questa categoria ormai la conosciamo e quindi speriamo di farla bene, visto l'esperienza che abbiamo avuto anche lo scorso anno, contiamo di far bene. Una squadra che naturalmente prende tanto fondo a quello che è il fiore all'occhiello di questa società e che è il credo che ha accompagnato in tutti questi anni la squadra del latte dolce e il settore giovanile. Il settore giovanile è stato sempre una nostra prerogativa in questi tanti anni che facciamo attività qua al Latte Dolce e come tutti gli anni speriamo che molti ragazzi vadano a giocare in prima squadra, ci crediamo noi, ci crede il mister e ci crede la società in generale. Un campionato che ancora non ha espresso quelli che sono i gironi, sappiamo insomma, che ci sono state delle problematiche per quanto riguarda la Lega, ripescaggi, ricorsi e quant'altro. Speriamo che non sia la solita manfrina per poter far scegliere alle società diciamo un po' più blasonate di poter fare un pochino quello che è successo lo scorso anno, per esempio con l'Avellino. A quanto pare, notizia di oggi, hanno rinviato i gironi a venerdì, perché c'è stato un ricorso del Cerignola che è stato ammesso dal TAR e la federazione, quindi sta facendo un controricorso perché secondo loro non va bene. Però tutto questo penso che si risolva venerdì, sempre che non c'erano altre problematiche per quanto riguarda la scelta dei gironi da parte delle big, le solite big della Serie D retrocesse che mirano a giocare non nel loro girone di competenza perché troverebbero tantissimi derby, quindi preferirebbero giocare in altri gironi dove avrebbero meno difficoltà secondo loro. Ma speriamo che alla fine vinca il calcio. Ultima domanda, Gianni Sanna, e lo facciamo da tifosi di questo sport. La quarta serie quest'anno sembra avere veramente un livello decisamente più alto di quello che sono state le ultime stagioni e non è poco, significa che lo stato di salute della quarta serie è veramente a un passo da quello che è la Lega Pro. Qual è il gap che però ancora ci separa da questo miglioramento? Oltre al fatto insomma, che poi alla fine noi siamo sempre una squadra isolana e paghiamo la nostra insularità. Io penso che ormai non ci sia un grande gap dalle prime classificate della Serie D a quelle che fanno la Lega Pro, anche perché con l'uscita della C2 praticamente questo gap è andato a finire perché molti giocatori che giocavano in C2 adesso sono andati a finire a giocare nella Serie D e quindi sono soltanto 60 squadre che fanno la Lega Pro e quindi logicamente i giocatori sono dovuti adeguare e sono scesi a giocare in Serie D, quindi penso che un po' il gap sia stato colmato da questo qua. Cosa ti aspetti da questa prossima stagione? Ormai la porti giovedì amichevole a Duri contro l'Atletico Ure perché i ragazzi insomma, stanno lavorando duramente e quindi hanno necessità di mettere in pratica quello di cui hanno sofferto, tra virgolette, visto anche le condizioni climatiche in queste settimane. Dopo il campionato che abbiamo fatto lo scorso anno, non penso che, ripeto, è difficile ripetersi, però abbiamo fatto 2 o 3 acquisti cercando di coprire quei ruoli che effettivamente rimanevano scoperti, quindi ci auguriamo e speriamo appunto di fare un bel campionato, insomma, non di vincerlo ma di qualificarci almeno per i playoff.